Lido di Venezia ha scatenato la reazione del consigliere regionale Dem Montanariello, che parla di mala gestione del territorio da parte del comune. Nel giorno in cui anche il veneziano fa i conti col maltempo, l'anniversario dimenticato, il tornado che l'11 settembre del 70 provocò 34 morti e 500 feriti tra la laguna e il Cavallino. I carabinieri li hanno fermati dopo la denuncia dell'ospite di una struttura ricettiva di Bibbione a cui sono stati rubati 2.000 euro. Si tratta di 3 stranieri. Polemiche accesissime dopo le dichiarazioni del sindaco di spostare a Mestre alcuni eventi della mostra del cinema. Durissima Venezia.com, secondo cui è evidente che a Brugnaro non piace la città che amministra. Dopo la presentazione del Maxi Luna Park a Mestre, il consigliere PD Ticozzi interroga: sono fondi destinati ai siti UNESCO, replica l'assessore al bilancio Zuin, sono destinati a rilancio e turismo. A pochi giorni dalla manifestazione contro l'agrivoltaico a Cassolaro, il sindaco Brugnaro ribadisce la sua contrarietà, mentre Lega Ambiente lo sostiene purché, dice, sia ben progettato. Il sindaco di Martellago spegne alcune polemiche sulle multe raddoppiate dopo l'installazione dei nuovi T-Red. È un sistema altamente preciso, gli automobilisti devono rispettare le regole. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi i titoli. Il maltempo ovviamente in primo piano che si è abbattuto sul Lido di Venezia ha scatenato la reazione del consigliere regionale Dem Montanariello, che parla di mala gestione del territorio da parte del comune. Vento forte e pioggia si sono abbattuti anche sul Lido di Venezia nella notte tra martedì e mercoledì. Strade allagate, persone che correvano ovunque per cercare riparo. Nel complesso tra veneziano e trevigiano sono stati 95 gli interventi dei vigili del fuoco. In laguna sono giunti rinforzi da Mestre e Padova, anche con le autopompe. Tra i vari interventi al Lido spicca quello su un pino marittimo di oltre 20 metri di altezza che si è sradicato a causa del forte vento e della pioggia, andando ad appoggiarsi su un condominio di via Lorenzo Marcello. Dal comando provinciale di Mestre è arrivata l'autogru dei vigili del fuoco, necessaria per imbragare la pianta e permettere la rimozione in primis dei rami, per poi procedere al taglio del tronco. Quanto accaduto al Lido ha scatenato la reazione del consigliere regionale Dem Montanariello, che ha puntato il dito sulla mala gestione del territorio da parte dell'amministrazione comunale. Siamo di fronte a un territorio dove l'amministrazione comunale probabilmente ha più interesse a pubblicizzare e attrarre flussi turistici che manutentare il territorio al fine di prevenire e scongiurare questi fatti di fronte alle tempeste meteomarine che avvengono. Questo lo sommiamo in un contesto delicato, su un'isola che ha 2 strade, dove cantieri non coordinati tra loro, tra eventi e lavori, creano già la vita difficile a quei pochi residenti che ancora restano, in un contesto dove la ciliegina sulla torta per un'isola è il caos dei ferribot, condizio sine qua non per la vita e la mobilità delle persone che ormai ci stanno abituando ad avere code chilometriche. Quindi poca cura del territorio, poca attenzione del territorio da parte dell'amministrazione Brugnaro. Questo è desolante, crediamo che un'isola come quella del Lido meriti maggiore attenzione e ai residenti maggiore rispetto. 54 anni fa, l'11 settembre del 1970, 36 persone persero la vita in un violentissimo tornado che si abbatté sulla laguna Venezia. 21 erano a bordo di un vaporetto a Sant'Elena, un dramma dimenticato dalle manifestazioni istituzionali. Oltre 30 vittime, danni molto forti all'isola di Sant'Elena, incluso anche lo stadio Pierluigi Penzo. Penso che sia l'ultima vicenda come stragi di civili più drammatica. 36 morti, 500 feriti, 5 miliardi di lire di danni, equivalenti oggi a quasi 46 milioni e mezzo di euro. È l'11 settembre del 1970, quando un tornado partito dai Colli Euganei nei pressi di Teolo raggiunge la laguna di Venezia, colpendo con straordinaria violenza a Sant'Elena. È stato un giorno drammatico, sconvolgente per tutta la città. Classificato, etichettato come una tromba d'aria, in realtà è stato un tornado F4 di proporzioni, che quindi è riuscito a inabissare un vaporetto, e è un evento che ancora oggi è rimasto particolarmente radicato nella memoria collettiva della città. Su quel vaporetto, sollevato dalla forza del vento e ribaltato in acqua, morirono 21 persone. Il tornado arrivò poi in 2 campeggi a Fusina e Casavio, provocando altri 13 morti e centinaia di feriti.
Queste immagini sono state girate nei giorni successivi al tornado da Antonio detto Nino Todeschini con la sua cinepresa 8 mm. Questo film è rimasto in una soffitta fino al 2023 e poi condiviso dalla nipote Maria, che ha aderito a Riprese, un progetto in collaborazione con l'Università di Venezia che dal 2013 recupera gratuitamente i vecchi filmati amatoriali veneziani. Per diversi, l'11 settembre rimane l'anniversario del bombardamento del Palacio de la Moneda, il colpo di stato militare che in Cile rovesciò il governo di Salvador Allende, dando il via a 16 anni di dittatura di Augusto Pinochet. Per ancora più persone è la data degli attentati terroristici con 2 aerei dirottati contro le Torri Gemelle di New York, dove morirono quasi 3.000 persone. L'11 settembre di Venezia appare invece oggi una data dimenticata nei calendari delle manifestazioni istituzionali. Evidentemente questa città ha delle memorie pubbliche collettive radicate e delle memorie istituzionali molto più deboli. Credo che sia un'inadempienza non essere oggi a Sant'Elena davanti al cippo che ricorda le vittime del tornado con un segno forte istituzionale da parte dell'amministrazione non solo comunale ma anche delle istituzioni. Marco Borghi, presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, si è recato con altri rappresentanti dell'ente a deporre un mazzo di fiori e dedicare un pensiero alle vittime di un enorme dramma, una strage che ha segnato profondamente Venezia e non può e non deve essere dimenticata. Siamo alla cronaca, una 17enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Portogruaro in seguito ad un violento scontro tra un'auto e una moto. La ragazza residente a Lisone era sul posto passeggero della motocicletta e cadendo ha rimediato un politrauma, immediati soccorsi e ricovero in ospedale, ma non è stato l'unico incidente nella zona. Nella notte sulla Triestina Bassa a Caorle, in località San Giorgio di Livenza, l'autista di un camion che trasportava latte non è più riuscito a controllare il mezzo che si è ribaltato al centro della strada. Il camionista non è in gravi condizioni. I carabinieri hanno denunciato 3 uomini accusati del furto di 2.000 euro dalla stanza di un turista a Bibione. Hanno 36, 42 e 44 anni, sono stranieri e sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I carabinieri li hanno fermati dopo che l'ospite di una struttura ricettiva di Bibione aveva denunciato il furto di 2.000 euro dalla camera che occupava. Visionato i filmati del sistema di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti ad individuare i 2 uomini ritenuti esecutori materiali del furto e la targa dell'autovettura utilizzata per la fuga, che è stata intercettata da un posto di blocco. Il mezzo, a bordo del quale viaggiava un terzo connazionale, è stato perquisito. Sono stati trovati oggetti atti allo scasso come cacciaviti, chiavi alterate, torce e dispositivi elettronici per la clonazione dei codici di apertura delle autovetture e di stanze d'albergo. Polemiche accesissime a Venezia dopo le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro di spostare dal Lido alcuni eventi della mostra del cinema. Durissima a Venezia.com, secondo il presidente Matteo Secchi è evidente che il sindaco non piace alla città che amministra. Questo è il pass per prendere in giro i frequentatori della mostra con il pass che lo usano dappertutto. E ne abbiamo visti a Mestre, ma non avevamo capito che c'era l'intenzione di portare la mostra del cinema a Mestre. Ecco come potrebbe presentarsi Piazza Ferretto ad una prima della mostra del cinema secondo Venezia.com. Una volta lo si sarebbe liquidato come un fotomontaggio. Oggi, che si pensa di fare bella figura se si parla in inglese, lo si potrebbe definire un rendering, dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Brugnaro sul futuro del Festival del cinema più antico del mondo. Dobbiamo allargarla a Mestre sta roba qua. A Mestre, a Marghera, quando dico Mestre intendo Terraferma chiaramente. Certo, tutto va allargato a Mestre, tutto va allargato a Mestre e a Marghera. Le abbiamo trovate molto divertenti e molto simili alle provocazioni che facciamo noi. Poi qualcuno mi ha detto che non è una provocazione, ma è un'intenzione vera e propria. Io penso che a Richard Gere neanche è stato detto che esiste Mestre o Marghera, ma sono sicuro che se glielo raccontiamo magari comincia a sognare anche lui. Dalla fondazione del Comune Unico 100 anni fa, Venezia vive una certa rivalità tra la laguna e la terraferma. È un elemento divisivo, retaggio dei diversi comuni che furono fusi all'epoca. Non credo che queste polemiche facciano bene alla città in questo momento storico
non è il caso di riaccendere queste rivalità. Io credo che ognuno debba stare al posto suo, che Venezia faccia Venezia e la terraferma faccia la terraferma. Sono venuti gli attori, i curatori a Forte Marghera, non so se voi avete avuto occasione di parlare, sono stati tutti quanti basiti dalla bellezza di quel luogo. È l'unico sindaco al mondo che odia la città e i cittadini che amministra. È forte come affermazione. È forte, ma è la realtà, non sto dicendo niente di strano. Penso che a Brugnaro non piace Venezia, sì, piace l'ideale di Venezia, ma non piace la città, gli abitanti. Non penso che stia bene qua e difatti non lo vediamo mai. Intanto i problemi restano sul tavolo. Ecco Matteo Secchi che aggiorna la drammatica contabilità dei residenti a Venezia, da 48.858 a 48.796, 100 abitanti in meno. Ad assistere naturalmente ci sono i turisti che oramai a Venezia fotografano anche i malati sulle ambulanze. Ma questa coppia californiana informata sulla situazione è sinceramente colpita. È un posto così bello che la gente dovrebbe venirci a vivere, dicono. All'indomani della presentazione del Maxi Luna Park a Mestre, botta e risposta tra il consigliere del PD Ticozzi e l'assessore comunale al bilancio Zuin, il primo collegandosi all'interrogazione depositata a settembre scorso, poiché sostiene era accaduta la stessa cosa, dichiara che il comune abbia dedicato a Mestraland risorse provenienti dal Ministero del Turismo destinate a comuni con siti UNESCO senza realmente rispettare le finalità per cui arrivano. Zuin risponde: una polemica fotocopia dell'anno scorso, parte delle risorse per questa Maxi Luna Park continua derivano dai fondi del Ministero per l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO, fondi destinati a promuovere il rilancio di questi comuni dopo la pandemia. Tra le varie proposte ammissibili vi sono anche i progetti di marketing ed eventi, conclude. E a pochi giorni dalla manifestazione contro l'agrivoltaico a Cassolaro, il sindaco Brugnaro ribadisce la sua contrarietà, mentre Lega Ambiente Veneto lo sostiene purché dice sia ben progettato. È ovvio. È contrario al buonsenso, primo perché se devi fare un grande investimento tu vieni in comune, vieni a parlare con il rappresentante del popolo che ha votato il popolo e che lui ti dice se si assume o no la responsabilità di fare certe cose. Quella roba là l'hanno fatta di nascosto, come i banditi. La roba del genere non si fa, non passerà mai. Farò anch'io. Io non sono andato alla manifestazione per rispetto delle istituzioni, perché non voglio pensare che ci sia qualcun altro che aveva già detto di sì o roba del genere. Non si può fare quella roba lì. Se anche il sindaco Brugnaro, come i numerosi manifestanti di sabato scorso, è contrario all'impianto agrivoltaico che sorgerà sui 18 ettari nelle campagne di Cassolaro a Favaro Veneto, di diversa opinione è Lega Ambiente Veneto, secondo cui invece gli impianti agrivoltaici rappresentano la tecnologia più avanzata in tema di rinnovabili, capace di conciliare la produzione di energia pulita con la tutela del territorio e delle attività agricole. L'associazione ambientalista invita a mettere da parte demonizzazioni e diffidenze e sottolinea la necessità di un cambio di paradigma energetico per arginare la crisi climatica attraverso il passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Decarbonizzare l'economia, dicono, è sempre più urgente ed è necessario attuare misure coraggiose. Ma, spiega il presidente Lazzaro, questo non significa lasciare spazio alla speculazione indiscriminata. L'agrivoltaico, conclude, deve essere ben progettato e realizzato con la collaborazione degli agricoltori e la garanzia di una reale integrazione tra la produzione energetica e quella agricola. Il sindaco di Martellago spegne alcune polemiche sulle multe raddoppiate dopo l'installazione dei nuovi T-Red, un sistema altamente preciso, gli automobilisti devono rispettare le regole. Con l'installazione delle nuove telecamere T-Red a Martellago, le multe sono quasi raddoppiate nei primi 6 mesi dell'anno rispetto a tutto il 2023. Questo a fronte di un crollo per alcuni mesi delle sanzioni che il primo cittadino motiva così. Nel 2015 vengono installate di T-Red
e dal 2015 al 2024 cambia la tecnologia e all'inizio del 2024 gennaio abbiamo sostituito le telecamere, che sono queste qui posizionate alle nostre spalle, con delle telecamere più efficienti. Eccolo qui il T-Red incriminato lungo via Castellana all'angolo con via Roma a Martellago, ma il sindaco specifica nessuna volontà di fare cassa, si tratta solamente di una tecnologia più avanzata. Questi nuovi occhi elettronici infatti sono altamente precisi. Fanno riprese notturne, che fanno riprese delle targhe anche a centinaia di metri e quindi se una persona passa con il rosso viene giustamente multata. Con le telecamere precedenti, i T-Red precedenti, ogni 5 persone che passavano con il rosso riusciamo a prendere più o meno due macchine. Adesso con questo nuovo servizio riusciamo a fare 5 su 5, che questo non è per far cassa al comune, ma è per garantire la sicurezza ai miei cittadini. Questo significa che non è ammessa la minima distrazione da parte degli automobilisti, che rischiano in caso contrario una multa di circa 200 euro oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente. Ma il sindaco è disposto a dare un ulteriore aiuto. Mettere il countdown al semaforo è un'idea che stavo parlando stamattina con l'assessore al bilancio, che secondo me potrebbe aiutare i nostri cittadini a stare ancora più attenti. Sui costi di manutenzione, infine, Saccarola specifica. Questa T-Red è stato installato grazie comunque all'Unione dei Comuni, che con l'avanzo di amministrazione ha finanziato il cambio delle telecamere, quindi già là al Comune di Martellago come bilancio è costato 0. Avere sostituito con un processore molto più all'avanguardia logicamente porta sicuramente più soldi in cassa comunali, ma perché comunque è attenta a tutte le persone che attraversano il semaforo e soprattutto attraversano con il rosso. Il Consiglio Generale di Confindustria Veneto Est ha nominato nella sede di Marghera Paola Carron come candidata alla presidenza dell'associazione per il quadriennio 2024-2028. Seguirà il padovano Leopoldo Destro, che ha guidato l'associazione durante la fusione tra le associazioni di categoria di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. Ora la candidata designata dovrà essere eletta dall'Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 23 novembre. Nata ad Asolo nel 1968, sposata e madre di 2 figli, è consigliere delegato alla Carron SPA, l'azienda di famiglia che si occupa di edilizia e restauri. La Vespa Orientalis, che a Roma ha sterminato 50.000 api in un giorno, è presente anche nel nord-est. I massimi esperti di questo insetto sono a Legnaro, all'Istituto Zooprofilattico, e ci spiegano cosa fare in caso di avvistamento di nidi. Sono diventate tristemente famose pochi giorni fa quando hanno sterminato oltre 50.000 api collocate nelle arnie tricolori sul tetto del Ministero dell'Agricoltura a Roma. Stiamo parlando della Vespa Orientalis, che nell'ultimo decennio ha esteso la sua presenza anche nel nord Italia, in particolare dal 2018 è arrivata prima a Trieste e poi nel nord-est. È una specie di calabrone particolarmente aggressivo, come ci spiega l'esperto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Rappresenta un ulteriore pericolo, diciamo, per gli alveari, in quanto è una predatrice di api, in quanto diciamo, trova nelle api una importante fonte alimentare. Sostanzialmente le api rappresentano un'importante fonte proteica che la Vespa appunto utilizza per l'alimentazione della covata. La Vespa Orientalis è classificata come una specie neonativa perché storicamente è presente in Sicilia. L'arrivo a nord-est, soprattutto a Trieste, ha fatto preoccupare gli apicoltori, visto che sono particolarmente ghiotte di api. E in un contesto generale la presenza appunto di queste vespe, sia dell'Orientalis ed eventualmente anche della velutina, possono causare un danno notevole. Addirittura la velutina è in grado di azzerare quasi un alveare nell'arco di una giornata. La Vespa Orientalis crea i propri nidi a terra. In caso di ritrovamento nei giardini delle proprie abitazioni, ecco cosa si deve fare. Importante è la segnalazione diciamo, ai servizi veterinari, anche se la competenza, diciamo, non è specifica dei servizi veterinari, però è importante, diciamo, sono un importante punto di riferimento. E poi i servizi
veterinari, i servizi delle ASL hanno la possibilità di intervenire per neutralizzare questi nidi qualora rappresentassero effettivamente un pericolo per la popolazione. Anche sull'uomo può avere conseguenze fastidiose e dolorose in caso di puntura, come accade con il calabrone europeo autoctono. È importante ovviamente nel limite del possibile evitare il contatto con la vespa e quindi se si dovessero incontrare le vespe è importante rimanere fermi, allontanarsi lentamente, evitando ogni reazione, ogni movimento, no? In genere si cerca di scacciare l'insetto fastidioso e questo è proprio il comportamento che non deve essere adottato. Ed è davvero tutto da Venezia, fra qualche minuto il telegiornale di Treviso, ora la sigla e subito dopo le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.